oggi a Palazzo Ferrofini una guida Piazzola sul Brenta Paesaggi di Federico Rampin. Buongiorno, benvenuti a Palazzo Ferrofini. Presentiamo oggi una guida Piazzola sul Brenta Paesaggi a cura della Fondazione Ghirardi Onlus ed ECTA Apps di Federico Rampin e Martina Tognola, oggi presenti unitamente all'avvocato Giorgio Orsoni, presidente della Fondazione Ghirardi Onlus, e al dottor Dino Cavinato, direttore della Fondazione. Passerei la parola al dottor Cavinato per la presentazione degli autori e una sinossi della guida. Grazie, buongiorno a tutti. Va subito il mio ringraziamento al Presidente Ciambetti per la sua sensibilità, che ha voluto che oggi venissimo qua a presentare la nostra guida che abbiamo pubblicato circa un anno fa, in giugno del 2023. È una guida che nasce da un intendimento preciso che via via dipaneremo poi con gli interventi, ma devo dire subito che questa guida gode del patrocinio della Regione del Veneto, della provincia di Padova, del comune della città di Piazzola sul Brenta, e abbiamo avuto anche l'attenzione della CLEUP, che è la cooperativa editrice dell'Università di Padova. Quindi è una guida che ha un intendimento molto particolare, ma che va a, come dire, a rappresentare una evoluzione che ha subito e che vive e che spero vivrà il territorio, ecco, della città di Piazzola sul Brenta. Ma prima di procedere direi che di cedere il microfono al Presidente Orsoni, Presidente della Fondazione Ghirardi, che ha fortemente voluto con questa guida e che oggi noi qua presentiamo. Allora, buongiorno a tutti. Rinnovo da parte della Fondazione, a nome della Fondazione, il ringraziamento alla Regione Veneto, in particolare al Consiglio regionale, al Presidente Ciambretti, per la disponibilità che ci ha dato a presentare questo lavoro di due giovani autori che dopo sentiremo e ci diranno meglio di cosa stiamo parlando. È un lavoro che come fondazione abbiamo voluto e per il quale ci teniamo molto. Sembra un piccolo libretto, ma è in realtà un'opera che credo resterà nel tempo a testimoniare non solo le bellezze di Piazzola, ma soprattutto l'impegno della Fondazione Ghirardi per valorizzare la villa e il contesto generale in cui la villa si colloca. È un contesto di una ricchezza straordinaria, una ricchezza di storia, di bellezza del paesaggio e di operosità delle persone che si sono succedute nel corso dei secoli a gestire queste strutture. La Fondazione Ghirardi, diciamo essere il terzo momento di valorizzazione della villa e di tutto il contesto generale. La villa è la villa dei Contarini, non sto qui a raccontarvi qual è stata l'importanza della famiglia dogale dei Contarini primo procuratore di San Marco, che fece sorgere la villa come luogo di aggregazione eccolo il Presidente. Buongiorno Presidente. Continuo? Va bene. Luogo di aggregazione è destinato allo sviluppo delle arti musicali, ma soprattutto anche come luogo di accoglienza di potenti amici della Repubblica di allora stranieri, dove venivano fatte grandi manifestazioni, grandi feste.
ma questo è il passato glorioso che tutti noi veneziani, ma veneti, ricordiamo sempre con grande piacere e grande entusiasmo. Ma direi che anche successivamente, dopo la caduta della Repubblica, a dimostrazione del fatto che Venezia e il suo territorio non erano languenti, non erano morti, uno dei personaggi importanti, i Camerini, hanno ripreso in mano la villa e il territorio, dando ad essa una nuova vita e un nuovo scopo, una nuova funzione, coerente con i tempi di nuova industrializzazione. L'Italia, come tutti sappiamo, arriva tardi nel scenario della industrializzazione europea, ma ci sono stati episodi importanti come questo dei Camerini che avviano la ripresa della villa in un'ottica, chiamiamola, moderna, molto moderna, soprattutto rispetto ai tempi. È una valorizzazione che va avanti per circa un secolo e creando attività di grande rilevanza, le filande, lo sviluppo anche dell'agricoltura, eccetera, ma soprattutto di valorizzazione del contesto generale anche da un punto di vista paesaggistico. Purtroppo gli eventi bellici, la prima guerra e la seconda in particolare, incidono in modo devastante su questo territorio e su questa attività, e dopo la seconda guerra l'attività dei contadini, dei Camerini si va estinguendo, ma la villa ebbe il terzo momento di grande ripresa quando un professore di medicina venne colto da una sorta di fulminazione, passando davanti e vide, come disse lui, questo grande castello incantato, e lo acquisì, lo restaurò e ne fece la sede di rappresentanza della sua industria farmaceutica di allora. Molti non più giovani si ricorderanno come la villa veniva ricordata anche come Villa Siemens, perché lì si facevano degli eventi di questa grande industria farmaceutica. Ma Ghirardi non era solo un imprenditore, era un grande umanista, era un uomo che, affascinato da questa villa, ci mise tutta la sua voglia di recuperarla e di promuoverla. E così siamo arrivati a noi, a questo terzo momento. La villa venne inclusa in questa fondazione che ha continuato a promuovere quello che il Ghirardi ha voluto, e cioè gli incontri medici, ovviamente spinti dall'industria farmaceutica, ma soprattutto per questo suo carattere di grande umanista ha voluto recuperare anche la parte culturale, la parte contadiniana, cioè la parte musicale, e quindi la villa e la fondazione e la villa si dedicarono sia alla parte, chiamiamola fra virgolette, industriale, sia alla parte culturale. E questa è l'eredità che Ghirardi ha lasciato con questa fondazione, una eredità importante alla quale la fondazione vuole continuare ad essere attrice. Ovviamente i tempi cambiano e qui arriviamo al quarto momento, quando la fondazione, non più sorretta da una forte attività imprenditoriale, ha dovuto prendere atto della realtà e ha ceduto il passo nella conservazione e nella gestione materiale della villa
alla Regione Veneto, che ne è oggi la proprietaria, e che, devo dire, come Fondazione Ghirardi e anche a nome del fondatore, devo ringraziare per l'impegno che la Regione continua a manifestare, ad avere nella conservazione di questo importante manufatto. Come Fondazione, in base agli accordi con la Regione, continuiamo a occuparci della sua valorizzazione per quello che possiamo, della valorizzazione della villa e contemporaneamente del territorio di Piazzola, perché la villa senza Piazzola non sarebbe la villa, e devo dire, mi consenta l'assessore, anche Piazzola senza la villa non sarebbe la stessa cosa. Per cui noi come Fondazione cerchiamo di trovare tutte le occasioni per essere presenti in questa linea di valorizzazione del territorio, oltre che della villa, affiancati, ripeto, dalla grande disponibilità della Regione Veneto, che non cesserò mai di ringraziare. Io credo di avervi già detto tutto per quello che è l'impegno della Fondazione in questo settore, e che ha prodotto, fra le varie iniziative che la Fondazione svolge, ha prodotto anche questo pregevole lavoro. Mi fermerei qui, non voglio rubare altro tempo, e non so se il Presidente vuole intervenire subito, gli cederei la parola subito. Intanto un grazie al professor Rossoni per l'inquadramento che ha già dato, storico della villa e di quanto appunto anche Giordano Emilio Ghirardi ha fatto per la villa e anche per Piazzola. Mi scuso per il ritardo, ma la Capigruppo è stata piuttosto animata, ma nell'ultimo anno di legislatura è normale che ci siano, diciamo così, sentimenti e pulsioni più ferventi rispetto al resto, quindi scusatemi il ritardo. La presentazione di questa guida dedicata a Piazzola sul Brenta e ai suoi paesaggi offre l'occasione per una riflessione. Giordano Emilio Ghirardi ha qui intitolato la fondazione, che opera in cooperazione con ECTA APS, promotrice di questa guida che presentiamo, fu una figura poliedrica, un docente, ricercatore, imprenditore, ma soprattutto un pioniere nel settore farmaceutico italiano del Novecento, un intellettuale capace di coniugare le esigenze dell'economia reale con l'innovazione, anticipando quella che sarebbe diventata una strada fondamentale per l'affermazione dell'impresa italiana nella competizione internazionale. Ghirardi, in altre parole, non solo intuì, ma fu egli stesso protagonista di un impegno eccezionale, emblematico di una sapiente miscela tra genio, storia, cultura e scienza all'avanguardia. A ben vedere si tratta dell'alchimia che sta alla base del successo dei grandi imprenditori italiani di ieri come oggi, da Enzo Ferrari a Adriano Olivetti, da Pietro Ferrero a Ennio Doris, Urbano Cairo, Lino Dainese, fino a giungere a Nicolò Beretta, o, per rimanere nel campo della medicina e della farmaceutica, Paolo Rotelli o Diana Braco, per non parlare dei grandi nomi della moda, da Luisa Spagnoli a Giorgio Armani, Trussardi, Prada e via dicendo. La modernità della figura di Giordano Emilio Ghirardi è innegabile, e la sua lezione di attualità è di un'attualità straordinaria, come del resto dimostra la feconda attività progettuale della fondazione a lui intitolata, che, operando in sinergia con ECTA APS, spazia in iniziative di interesse e valore internazionale. Non posso poi non ricordare lo splendido recupero di Villa Contarini, rinata grazie a Giordano Emilio Ghirardi, come diceva prima il professor Rossoni, con un investimento dal valore culturale ma anche sociale enorme. Imprenditore di successo, ma anche uomo conscio del suo ruolo sociale,
Pensiamo all'orto botanico sperimentale che egli realizzò a Toscolano Maderno allo scopo di coltivare specie di difficile reperimento contenenti principi cardioattivi e antitumorali, oggi gestito dal Dipartimento di Scienze Farmaceutiche dell'Università di Milano. Uomo chiave dunque nella storia complessa di Piazzola sul Brenta, centro che, come scrisse in uno studio Carlo Fumian, tra l'8 e il Novecento fu una fervida città ideale, capace di trasformare un piccolo borgo rurale in un protagonista dell'economia industriale, mutando così il suo volto urbano e sociale, offrendo uno dei più significativi e originali esempi di model company town che il panorama europeo potesse offrire allora. Un modello poi tramontato nel corso della prima metà del Novecento, e tra gli altri fu proprio Giordano Emilio Ghilardi a porre le basi per il rilancio di Piazzola con il recupero e restauro di Villa Contarini, facendo di questa località, e grazie al lavoro della fondazione a lui intitolata, un motore di ricerca, dello studio, dell'approfondimento. È in questo contesto che si proietta il volume che appunto oggi stiamo presentando con appunto Giorgio Orsoni, presidente della Fondazione Ghilardi Onlus, Dino Cavinato, direttore fondazione, Federico Rampin e Martina Tognolo, autori dei testi della guida illustrata dallo studio appunto Damiano Bellini, con le foto di Robby Tavoni, e una cosa che secondo me è sicuramente utile per chi vuol conoscere meglio Piazzola e tutto il territorio del circondario. Non vi tolgo più tempo, ringrazio veramente e faccio i complimenti a ECTA APS, Associazione di Promozione Sociale nata nel 2008 a Piazzola, presieduta da Stefania Volpin, impegnata nella promozione e valorizzazione di Piazzola sul Brenta e del suo territorio, con una forte attività divulgativa di estremo valore, un'attività che dal 2016 si è sviluppata in sinergia appunto con la Fondazione Ghilardi. Ho parlato fin troppo e ho interrotto sicuramente un programma che era già stato ben calibrato. Grazie ancora per la vostra presenza qui oggi e buon lavoro. Mi sento veramente di ringraziare il Presidente Ciambeti perché ha interpretato con profondità e anche con esattezza, devo dire, la realtà, ecco, di Piazzola sul Brenta. Ricordo solo che dal 1867 Piazzola è Piazzola sul Brenta. Lo dico perché molto spesso passa per Piazzola, che è un'altra roba. E a parte questa battuta, che il Presidente mi considera, ecco, si chiama Piazzola sul Brenta per regio decreto del 1867. La guida allora si è posta l'obiettivo di mettere in relazione questa guida la Villa Contarini, che Fondazione Ghilardi si chiama così, con il proprio territorio. Questo territorio che viene più o meno ricomposto sempre nel momento in cui gli fu anche dato a Piazzola sul Brenta questo nome, nella sua attuale configurazione, diciamo, realtà capoluogo, realtà frazionale. È importante questo perché il territorio della città di Piazzola, oggi città di Piazzola, sul Brenta, diciamo così, ha avuto nel tempo la presenza di più signorie, chiamiamole così uniamo un po' tutte le epoche storiche. Queste epoche storiche hanno però generato una evoluzione, una configurazione, quindi diremmo oggi un paesaggio che si lascia interpretare. Ovviamente la parola e il concetto paesaggio è anche abbastanza opinabile, però diciamo che ciò che possiamo vedere, capire, immaginare e anche godere, diciamo che può essere afferente a paesaggio, a parola paesaggio. Ecco che allora, cercando questa relazione e anche nel tempo, che ovviamente con la sua evoluzione del territorio della città di Piazzola sul Brenta, abbiamo avuto modo anche di scovare alcune cose che magari lo stesso Fumian, che lei giustamente ha citato, aveva magari messo in secondo piano, anche perché la Città del Lavoro, che è la sua opera, diciamo così, massima, che riguarda appunto la realtà piazzolese,
ha un riferimento di tipo economico, imprenditoriale, industriale, più che paesaggistico o di analisi della configurazione anche territoriale, anche se tutto nel suo libro diventa un fattore imprenditoriale del Paolo Camerini in particolare, di notevole rilievo, che ha generato l'attuale, anche ha condizionato, se non generato, l'attuale situazione del nostro territorio. Ecco che allora dovevamo recuperare questa territorialità, dovevamo recuperare questa dimensione, dovevamo quindi fare il punto, chiamiamolo così, della situazione, mettendo attorno a un tavolo anche le nuove generazioni che probabilmente avevano anche un'altra lettura, non solo quella storica, ma anche quella di oggi ed eventualmente anche quella prospettica. E quindi il ruolo di ECTA, e in modo particolare di Martina Toniolo e di Federico Rampin. I quali ovviamente, facendo riferimento a risorse storiche, a risorse che possono essere ricondotte a una bibliografia esistente, saluto intanto il professor Lorenzoni, amico della Fondazione Ghirardi peraltro, e anche a presenze attuali che hanno in qualche modo generato l'attuale odierna situazione. Quindi, al di là di ogni steccato ideologico, di ogni modo di pensare, ad ogni interpretazione, la guida doveva rifare un nuovo look attuale, ricorrendo alle risorse che anche oggi esistono, risorse culturali intendo, che in qualche modo legano il territorio. E allora la guida alla fine diventa una lettura, diventa un ricondursi alla storia, diventa un collegamento con un territorio, ma diventa anche una condizione ideologica ma anche culturale per il futuro. Quindi chi oggi e nel futuro la governerà, la vivrà, ne godrà, dovrà tenerne conto, perché la storia che si è innestata in questo ambito territoriale è veramente notevole. Ovviamente è veramente notevole perché noi siamo di Piazzola sul Brenta, ma è veramente notevole, credo, perché ce l'ha detto il Presidente Ciambetti, nel senso che ha un valore che va al di là della lettura campanilistica del territorio, perché si configura in personaggi, in protagonisti, in storie appunto di notevole rilievo, anche di valore internazionale, non solo locale. Quindi la Fondazione Ghirardi ha inteso portare un proprio contributo e mettere un punto fermo, un punto 00, nell'attuale lettura del nostro territorio. E anche la funzione della Fondazione Ghirardi, Onlus, deve tener conto e tien conto di questa storia e di questa anche prospettiva. Ma direi che è opportuno che io ceda la parola a Martina Toniolo, perché al quale sia a lei che a Federico Rampin va il mio personale, ma di tutta la Fondazione, il ringraziamento, che hanno voluto prendere in carico questa sfida, hanno voluto anche immergersi in questa storia con un notevole lavoro che è durato oltre 2 anni e che ha consentito appunto la pubblicazione della guida stessa. Ringrazio, come dicevo prima, ma ripeto, è mio dovere ripetere, la Regione del Veneto per il suo patrocinio, dell'attenzione del Presidente Ciambetti, della CLEUP, che è la cooperativa editrice dell'Università di Padova, che ci ha dato una mano, e tutte quelle fonti, anche citate nella guida ma anche non citate, alcune, ripeto, per loro richiesta, che ci hanno favorito e ci hanno dato una mano nella stesura. Ma cedo la parola a Martina Toniolo per la sua parte di autrice. Buongiorno a tutti. Buongiorno a tutti, ringrazio la Fondazione per l'opportunità che ha dato a noi volontari dell'Associazione ECTA. Porto i saluti del direttivo e di tutti i volontari. Questa guida ha una stesura a 4 mani, ma in realtà sono molte di più le mani e gli occhi che hanno potuto portare la bozza iniziale ad essere un impaginato definitivo di stampa. E questo è stato possibile grazie anche ai revisori, chiamiamoli ufficiali della guida. Ringraziamo Ivo Callegari, ringraziamo Danilo Rossetto, ringraziamo Marilena Segato per l'impegno col quale hanno messo magari qualche consiglio e hanno indirizzato magari qualche argomento che per noi poteva essere più ostico. La guida
in realtà non è stato un lavoro vero e proprio d'archivio, è stato un valorizzare i lavori d'archivio che già avevamo a disposizione, è stato un valorizzare gli studi fin dalle origini di Piazzola sul Brenta. La guida parte proprio con lo studio di Francesco Callegari, che nel 2005 ha pubblicato appunto Quanto da lui trovato nell'archivio della Curia Vescovile di Vicenza, e quindi la prima citazione di Piazzola sul Brenta, che è del 1191. Da lì poi siamo partiti, e lo scoprirete nel leggere le pagine, che è una guida sui luoghi, ma in realtà questi luoghi sono fatti veramente dalle persone, e ogni capitolo ha una persona di riferimento, e potremmo definire anche due personaggi principali, che sono appunto Marco Contarini e Paolo Camerini. Presento un attimo l'associazione ECTA, che in parte è già stato detto in precedenza. ECTA nasce nel 2008, nasce come un'associazione che in particolar modo valorizza eventi di intrattenimento, eventi culturali, eventi solidali. Poi dal 2016 c'è un po' un passaggio di stato all'interno di ECTA, come spesso avviene, una crescita. Le crescite sono spesso dovute all'ingresso di nuovi membri, e nel caso nostro la crescita è avvenuta grazie all'ingresso di Valeria Bison e Maurizio Tomasi della Compagnia dell'Aiuta. La Compagnia dell'Aiuta era una compagnia attiva dalla metà degli anni 90 al metà degli anni 2000, fino al 2004 circa, ed era una prima associazione che a Piazzola ha perseguito in maniera concreta il recupero e la valorizzazione, e anche la salvaguardia di parte della documentazione novecentesca prima del restauro di tutta la parte che riguardava l'ex iutificio di Piazzola sul Brenta. Nel momento in cui sono entrati Valeria e Maurizio, ECTA ha iniziato un percorso in collaborazione con l'assessorato alla cultura della città di Piazzola sul Brenta, proponendo le passeggiate patrimoniali, dei veri e propri itinerari nei luoghi, avvicinando così gli adulti e i ragazzi a conoscere quei luoghi che magari attraversavano in maniera distratta, senza soffermarsi, e che ora hanno una differente destinazione d'uso. E grazie alle passeggiate ECTA, in collaborazione appunto con l'assessorato, abbiamo potuto portare i ragazzi e gli adulti a scoprire che quei luoghi restaurati, anche restaurati spesso con un criterio che va spiegato e che va raccontato, avevano un valore storico. ECTA si focalizza principalmente su due periodi storici, il 600 e il 900, e sono in gran parte quello che emerge, anche se non in maniera ordinata, nella lettura di questa guida, che non vuole essere semplicemente un racconto storico. Il 600 è l'epoca, come diceva prima il professor Orsoni, della famiglia Contarini, che arriva a Piazzola grazie a un matrimonio celebrato nel 1413 tra Maria da Carrara e Niccolò Contarini. Ecco che quindi che Venezia e il legame con la Serenissima inizia ad instaurarsi e a rafforzarsi, però dobbiamo aspettare la seconda metà del 600 per avere quell'abbellimento della villa della Reggia di Piazzola che noi tutti ora conosciamo. E questo abbellimento è funzionale ad essere la villa, e tutto il compendio monumentale doveva essere quasi un apparato scenografico che doveva impressionare gli ospiti che arrivavano a Piazzola. Gli ospiti di Marco Contarini arrivavano su invito, e questa guida è un invito ad arrivare a Piazzola e a scoprirla nel valore che va ben oltre la Reggia, e che è disseminato un po' in tutto il territorio di Piazzola e delle 5 frazioni. Poi facciamo un passaggio, arriviamo al Novecento, e ringraziamo tutto quello che abbiamo potuto scrivere del Novecento, anche per l'analisi che ricordava prima il dottor Cavignato del professore emerito di storia contemporanea dell'Università di Padova, Carlo Fumia, e lo ringraziamo perché è stato vicino nella parte finale della stesura di questa guida. È la prima presentazione che abbiamo fatto proprio a Piazzola, nel porticato dell'area agricola. Non aggiungo niente rispetto alla struttura di questa guida, perché questo lo farà dopo di me Federico. Il messaggio con cui vi lascio è che ECTA fa un percorso ricordandosi sempre che facendo conoscere i luoghi si porta ad avere più rispetto di quei luoghi. Quindi nel nostro piccolo di un'associazione di volontariato, e non sapendo quanto le associazioni di volontariato magari dureranno nel tempo, perché sono ovviamente soggette alla variabilità della vita di ciascun volontario, agli impegni che a volte lasciano più o meno tempo,
però speriamo davvero che la guida resti come una sintesi di quello che è stato fatto. Ringraziamo chi ha dato un abito alle nostre parole, ringraziamo Damiano Bellino per le illustrazioni, Robby Tavoni per la fotografia, Rinika Ballabani per la cartografia, che è un altro strumento importante nella consultazione di questa guida. Ringrazio un inciso per la parte fotografica e in particolar modo per le foto interne del Duomo di Piazzolla, Isabel Castano, e per tutto l'aiuto che è stato poi fatto nella promozione di questa guida attraverso le nostre pagine social, Marco Corrò per gli scatti che ci ha passato. Lascio la parola a Federico, che entrerà in quella che è la progettazione editoriale di questa guida e nel perché abbiamo fatto alcune scelte di inclusione o di esclusione di argomenti. Vi ringrazio. Buongiorno, anche da parte mia a tutte e a tutti. Ringrazio anch'io la Presidenza del Consiglio regionale e tutti i presenti. Nel tempo che rimane, appunto, Martina l'ha già anticipato, cercherò di entrare brevemente nel contenuto e nelle scelte che sono state fatte nella scrittura della guida. E a partire da una delle prime domande, ovviamente, quando avevamo un foglio bianco davanti, cioè cosa di tutto quello che si può dire, di tutta la storia, di tutti gli elementi da raccontare, cosa appunto scegliamo, che scelta facciamo. E quello che abbiamo scelto è un tentativo di cercare quegli elementi che rendono Piazzola unica. Come è già stato detto, non in senso campanilistico, non partendo dall'assunto che ovviamente noi siamo di parte, ma non con l'obiettivo di esaltare solo per esaltare, ma cercando davvero l'identità, qualcosa che sia profondamente piazzolese. Per seguire questa ricerca il concetto di paesaggio ci è stato molto utile, perché è un concetto, come ha detto il dottor Cavinato, se vogliamo, anche in parte opinabile, perché è molto labile, i confini del concetto di paesaggio sono talvolta sfumati. E noi abbiamo aderito al concetto, alla definizione di paesaggio della Convenzione Europea del Paesaggio, quindi una parte di territorio con le sue dinamiche naturali e artificiali, così come percepito dalla popolazione. Quindi i paesaggi che vengono raccontati nella guida Piazzola sul Brenta Paesaggi sono dei paesaggi percepiti, e la percezione in questo caso è di tutto il gruppo di lavoro che non solo ha scritto, appunto, ma che ha dato spunti, che ha contribuito con le proprie ricerche, con i propri interessi. Quello che viene raccontato nella guida, se volessimo estremizzare, concentrare il tutto con una parola, sarebbe quello di coerenza. Cioè c'è una certa coerenza che si può rintracciare nel modo in cui nei secoli Piazzola sul Brenta si è trasformata, non con lo sguardo riferito solo al passato dei contarini e al passato dei camerini, ma arrivando anche ai tempi più recenti, fino ai primi del 2000. Infatti questa guida, pur essendo pregna di storia, appunto, arriva a raccontare fino alla storia contemporanea e ai cambiamenti molto recenti. Ci sono, e abbiamo cercato di individuarli e di raccontarli, dei fili rossi che sono rintracciabili appunto in questa grande trasformazione che continua, come continua per tutti i paesaggi. E sono dei fili rossi, appunto, che sono in realtà sotto gli occhi di tutti, perché sono nell'uso di certi materiali, dei mattoni, dei marmi, nelle cornici geometriche, nelle scelte architettoniche. Sono appunto nel paesaggio, sono sotto gli occhi di tutti, ma appunto la guida vuole essere uno strumento per riconoscerli e per contestualizzarli. In questa coerenza nella trasformazione di Piazzola, ovviamente
ci sono, come è naturale che sia, degli elementi ovviamente che stonano e che come dire, non sono perfettamente amalgamati con il preesistente, però non c'è mai stata in nessuna di queste fasi che chi mi ha preceduto ha già raccontato, non c'è mai stata una tabula rasa, non c'è mai stata una completa inversione di direzione. Per fare un esempio, Camerini quando arriva e quando disegna questa famosa scacchiera, questa famosa maglia ortogonale che è l'impianto urbanistico ancora oggi e viario di Piazzola sul Brenta, non lo fa a partire da nulla, ma considera per esempio gli assi principali che c'erano già, quindi lo stradone che porta verso Vicenza parallelo alla facciata della villa e lo stradone invece padovano che porta a Padova. Quindi si innesta con rispetto. Rispetto è un'altra parola che è già stata utilizzata ed è una parola che caratterizza la trasformazione e la storia di Piazzola sul Brenta. Il rispetto appunto anche nelle scelte più recenti, pensiamo appunto è già stato citato, ma alla riqualificazione di tutta la zona dello iutificio. Le scelte che sono state prese non sono state quelle di museificare quello che c'era, renderlo immobile, e non è stato neanche quello di radere al suolo o di cancellare, ma è stato quello di dare un nuovo senso, con rispetto, mantenendo, ma comunque mostrando che la società cambia, le funzioni cambiano, le esigenze cambiano. E tutto questo abbiamo cercato di raccontarlo nella guida. Sono state già citate in parte la tripartizione della guida. Già dall'indice ci si accorge che questa guida non ha percorsi di visita volutamente, ma ha 3 sezioni, proprio perché questa idea, questa chiave di lettura ci sembrava quella più coerente con quello che rende Piazzola unica. Quindi un paesaggio monumentale, un paesaggio agroindustriale e un paesaggio naturale. Un paesaggio monumentale fatto di ville, di chiese, di tutto ovviamente il compendio monumentale di Villa Contarini, Fondazione G. Ghirardi, ma anche di altre ville che si trovano nelle frazioni di Piazzola sul Brenta. Monumentale è una parola non scelta, ovviamente le parole sono state tutte pesate con cura, quindi la scelta di utilizzare il termine monumentale è dovuta a 2 fattori. Il monumento è qualcosa innanzitutto che spicca, quindi è qualcosa di riconoscibile, è qualcosa che non solo per dimensioni, ma proprio anche per contrasto nel contesto, no? Che sia Villa Contarini o che sia un capitello lungo un argine, è qualcosa che è subito riconoscibile, ma soprattutto il monumento è qualcosa che rappresenta, che rimanda a qualcos'altro, a dei valori, a dei significati, quindi a un'altra società passata, ad altre funzioni. Pensiamo appunto al Loco delle Vergini, per esempio, che aveva tutt'altra funzione, ma che comunque è monumento perché è riconoscibile, o anche semplicemente appunto a un'altra struttura della società con altre tradizioni di cui rimane ancora l'eco. Il paesaggio agroindustriale invece è quello che è attinente alla sfera di Paolo Camerini. Il termine agroindustriale l'abbiamo preso in prestito appunto dagli studi di Carlo Fumian. Agroindustriale è un aggettivo che ben descrive il progetto di Company Town di Paolo Camerini, perché tiene insieme l'industria e l'agricoltura, la città come un grande ingranaggio che fa funzionare tra loro la parte di agricoltura e di industria, senza dimenticarsi ovviamente la dimensione sociale. Il paesaggio agroindustriale non è solo quello di Camerini, ma è tutto ciò che in coerenza, e torno alla parola coerenza, è stato realizzato dopo, ovvero Camerini costruisce la sua città del lavoro non in modo casuale, ma anche con una firma stilistica, con uno stile architettonico che poi è stato omaggiato, ripreso anche dalle costruzioni più recenti in modo consapevole. E infine il paesaggio naturale,
ovviamente a partire dal motore principale di tutte le dinamiche di trasformazione di Piazzola sul Brenta, cioè il Brenta stesso, ma non solo, con i suoi corridoi ecologici, con i laghi, i bacini. E quello che invece abbiamo voluto cercare di trasmettere nel capitolo del paesaggio naturale è che invece, se ci si pensa bene, naturale è quasi un'esagerazione, cioè ogni elemento di questo paesaggio ha un'interdipendenza fortissima con le azioni e con le azioni dell'uomo, della società e con gli elementi artificiali in entrambe le direzioni, ovviamente. Quindi il Brenta, che determina lo sviluppo morfologico, ma anche appunto permette l'insediamento di una villa, di più ville, permette di pensare a un'industria, a un sistema di industrie, ma anche appunto come l'uomo e le azioni dell'uomo e le esigenze artificiali plasmino e creino il paesaggio naturale. Pensiamo al bacino di Isola Mantegna, ad oggi rinomata isola di biodiversità, che ovviamente è percepito e ha una valenza naturale pur avendo un'origine artificiale. Quindi questo solo per darvi un assaggio dei principali ragionamenti e concetti che, come già stato detto, abbiamo voluto fotografare nella realtà di Piazzola sul Brenta di oggi. Io con il mio intervento concludo questa presentazione, ringrazio nuovamente la Presidenza del Consiglio regionale, ringrazio tutti i presenti che hanno voluto essere qui per festeggiare questa guida, ma festeggiare anche la passione per Piazzola sul Brenta che ci accomuna tutti. Grazie. Allora, nel ringraziare i relatori, sottolineo appunto una guida capace di valorizzare il territorio non solo di Piazzola, ma anche tutte le ricchezze che la provincia di Padova e il nostro Veneto hanno. Dunque una guida preziosa per i cittadini veneti, per riscoprire un patrimonio, una ricchezza culturale, storica che magari in pochi conoscono e apprezzano fino in fondo, e anche recuperare quelle tradizioni, quell'origine che ci caratterizza e anche costituisce un legame importante per la società moderna. Dunque un grazie soprattutto ai giovani autori, perché è sempre bello vedere giovani impegnati appunto in questi progetti che hanno una grande valenza culturale. Grazie per la visita a Palazzo Ferrofini e niente, Piazzola sul Brenta Paesaggi di Federico Rampin e Martina Tognolo, che è disponibile per chi volesse appunto acquistarla o comunque consultarla. Librerie Cleup, Fondazione Ghilardi e ovviamente i negozi Piazzola sul Brenta. Grazie a voi, buongiorno.